Approvato all'unanimità in Consiglio regionale l'ordine del giorno presentato dalla consigliera Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, sostenuto dai gruppi del Partito Democratico, Europa Verde e il Veneto che vogliamo, volto a impegnare la Giunta regionale a programmare misure concrete per la riduzione dei rifiuti plastici flottanti. L'iniziativa punta a contrastare l'accumulo di rifiuti provenienti dall'asta dei fiumi che si depositano lungo gli stessi corsi d'acqua per giungere poi alle foci e infine sulle spiagge. L'Aula ha riconosciuto che il peso economico per la rimozione di questi rifiuti è insostenibile per i bilanci comunali, ha dichiarato Baldin. Non può ricadere solamente sugli enti litoranei. È una questione di equità sollevata da anni sia dai sindaci del G20 Spiagge che dai rappresentanti dei territori attraversati dai fiumi. Il problema, spiega la consigliera, non riguarda solo detriti naturali o residui industriali, ma comprende anche rifiuti urbani, boe, attrezzature da pesca danneggiate, scarichi provenienti da navi commerciali e da crociera. Durante la sessione del bilancio del 2024, prosegue Baldin, si era dichiarata la volontà di intervenire concretamente, coinvolgendo gli enti locali e dotandosi delle necessarie competenze tecniche per dare attuazione al piano. Baldin ha inoltre ricordato che già nel 2021 aveva presentato un disegno di legge per modificare la normativa regionale sui rifiuti giacenti, prevedendo contributi annuali ai soggetti impegnati nella raccolta. Quella proposta, conclude, è rimasta ferma per quasi 4 anni, nonostante un'iniziativa simile fosse già stata avanzata nella scorsa legislatura. È inaccettabile un simile ritardo. Il tema della riduzione della plastica è centrale per il Movimento 5 Stelle, come dimostrano anche i provvedimenti adottati dove il Movimento ha governato e porta ad esempio Chioggia. Allora siamo qua al Mix Market di Borgo San Giovanni, passavamo per caso, qui c'è Giulia. Senti Giulia, io questa notte purtroppo mi ero lasciato una coperta in più e mi sono svegliato un sacco di volte, quindi ho dormito malissimo. Mi sento un po' giù, ho bisogno di qualcosa per tirarmi su. Hai qualche consiglio da darmi? Sì, guarda, è appena arrivato questo energetico qua e provalo perché proprio si chiama non stop, quindi Non ti Stop. aiuterà sia in questa Bene, giornata allora adesso e anche... ce lo fai assaggiare così anche bello fresco e proviamo. Bene, anche il prezzo mi sembra buono. Sì, Bene, allora venite qua al Mix Market, che ci sono anche tante signore, ho visto, ma così solo per motivi professionali, ho visto. Il Allora? sapore è molto buono, veramente. Anche fuori dal comune, adesso non è che bevo tante, però insomma. promosso quindi. Sì, assolutamente Sì, sì. sì.